atmosfere un fio da Call of Duty da prima mattina. Ma che mestiere, che bello. Col sole che accende quasi, no? Questi fiorellini di campo, piantine del campo, come che te vuole, no? La nebbia all'orizzonte e questo steccato, no? Che fa quasi un po', sai, quelle recensioni col filo spinato, no? Sì, non c'è nulla di bello, assolutamente, però viene rievocato un po' questo ricordo, no? Mm. Ah, I wanna know. Ah, psst, oggi è il compleanno di Giovanni e ora fermo questo con calma e dopo ricordate che non fai gli auguri. Le ombre dei fantasmi del CP gli dicono che cazzo ci fai qui, era occupata la mia cuccia e allora mi hanno dato il permesso di sedermi nel posto del capo. Ehi mi, amore, farà mica freddo, sei là attaccata al termo, capito? Perché ti proprio vecchia, Dio, bon. Cazzo, ho dormito io solo con una maglietta, gioia. Ti tanca il pelo e robe da cani. E robe da cani serie tipo a temperatura interna più alta. Le ombre dei fantasmi del passato si chiedono chi mai abbia scorreggiato a seguito di un anelito deudor che gira pal camper. Ma io credo che ti te fa finta di niente, ma te si sta ti e vola tra le accuse della gente il CP e la sua scoreggia assai fetente. CP, cosa gli regaliamo al Giovanni? Ho un'idea. Eccola qua, la tisana al finocchio. CP, guardatissimo a fare un breakfast con sto panorama qua fuori. Ma il panorama CP insegna, spiega, mentre intanto il pubblico continua a guardare il panorama, no? Che panorama non sempre si intende, so, se sta fuori una montagna, una piramide, ascoltami CP, non sto a far finta, una roba particolare, eccetera, ma a volte il panorama, anzi a volte, il panorama dovrebbe essere proprio l'emozione, no? Che ti arriva da una determinata vista. Quindi insomma c'è anche il gioco di colori e i giochi di luci e di ombre, hai capito? E questa mattina c'è un Luna Park cromatico al di fuori della nostra finestra. È così che partecipi ai nostri simposi. Volevo raccontarti un piccolo aneddoto di una reazione fisica sul mio corpo che in teoria non dovrebbe assolutamente interessarti, ma in pratica sì, perché in quanto esseri umani abbiamo lo stesso corpo, no? Ok? Come uno ti raccontasse una roba del suo go-kart e anche tu hai il go-kart, ho capito che è il suo, però comunque anche il tuo è fatto di pistoni, di sospensioni, di freni a disco, eccetera, eccetera, hai capito? E pertanto, anche se io e te abbiamo lo stesso corpo, magari il mio insomma sia anche un po' più bello, più morbidoso e tutto quanto, non possiamo non notare assieme come un corpo abituato ad alzarsi la mattina e assumere una tisana, non un tè, una tisana, con dei biscotti, non dico genuini e salutari, però insomma nulla di particolare, dei biscotti relativamente normali, e un giorno si sveglia bevendo un caffè, liscio tra l'altro, con dei pan di stelle, che sono quei biscotti diciamo al cioccolato composti più o meno al 98% di zucchero. Puoi immaginare che sono stato con, sì, no, no, chissà cosa, però insomma con i fastidi di stomaco fino a mezzogiorno, o come che dice menona fino a mezzodì, o a proposito di menona, dopo menona no, i vecchi comunque, insomma giusto per interfacciarci un po' un attimo anche con le vecchie generazioni che sono parte di noi, no? Questo per il concetto della catena genetica, no? Darwiniana, ma quando tu racconti un errore, uno sbaglio ai nonni, no?
tipo non so, ho mangiato sta roba, sono stato male, piuttosto che ho fatto sta roba al cliente, lui si era comportato così, cioè, qualsiasi cosa, no? Qualsiasi errore che tu fai. E invece, manco invece alle nostre parti, ti risponde sempre con e non te lo sa. E non te lo sa vuol dire e non lo sapevi. E non lo sapevi in realtà ancora tradotto ulteriormente significa e non potevi arrivarci, cioè serviva proprio che ci sbattevi la testa nel muro per capirlo, sai capito? E non è così. Qualsiasi roba che te fa, l'è sempre il ma non te lo sa. Cioè, oh, ma come fa a essere così rincoglionito praticamente? Ti dice ogni volta. Ti dice, no, non sapevi, non sapevi, adesso so. Prima no. CP, però cosa che regaliamo Giovanni? Perché sei proprio brutto andare con le mani in mano. Banane go finire. I cetrioli ormai si anche andati, si diventano morbidi. I libri, giustamente, vivendo in camper, ho sempre la selezione, la creme della creme. È un discorso molto delicato e personale, questo forse non tutti possono capirlo. È come, non so, la festa di compleanno di un amico singolo lo porti a fighe oppure gli dai tua amorosa, cioè sono due cose diverse, hai capito? Quindi un conto è dare un libro, magari anche tuo che avevi, e un conto è dare un libro di quei insomma che proprio te che tieni perché sono parte di te stesso, sono i mattoncini che hanno costruito tutte le stronzate che te pensi e fai durante l'anno. CP, aiutami, cosa che regaliamo? Una mascherina? Un pennello? Che non so neanche il pennello cinghiale. Fammi qua. Allora, no, tutta roba che mi serve da singano. Una vinavil e che cosa si fa? Cioè, capisci? Perché anche gente che non apprezza un cazzo. Perché da piccolo con la vinavil tu te la spalmavi nelle mani, no? La spalmavi bene come fosse il sapone. Aspettavi un minuto o due che si seccasse un pochino e dopo iniziavi a tirarla, a sfilarla via come fosse tipo pelle morta, sai, quando ti prendi le bruciature d'estate, no? Era una figata, cioè noi da piccoli quello era il nostro passatempo. Pensati come che cambia i tempi, eh? Altro che Fortnite, Pokémon e che mona è là. Comunque, cioè non cambia. Che avevamo ancora lo stesso problema. Vediamo qua. Un rodo di carta igienica? No, quella di solito è la carta da regalo. Cioè, i miei amici che mi conoscono sanno che di solito io incarto i regali con la carta igienica e scotch. Deodoranti quasi tutti usai, il colluttorio si è quasi finito. Un scovolino, poi i denti. Ma sì, dai. Doccerotti, no, si anche aperti, si usai, fa brutto. La roba sporca da lavare. CP. Oh, CP. Gli dice sempre che quel che conta è il pensiero, a voi vedami se è vera sta storia. Uccio. Guarda che arte nella decorazione dei pacchetti, hai visto? Non hai neanche una crocchetta da regalargli, non hai niente, perché abbiamo portato via solo le scatolette dell'umido. Abbiamo i piselli in frigo, ma te dice, se aperti, cioè non si bello, cioè sono già cucinati e tutto. Vuoi regalargli una pallina? Quel caso, cara signore. Aspetta, perché te trovi sempre quello che non capisce un caso, non si sa mai. Tanti auguri a Ioani. Un regalo, è bellissimo. Cioè, vedi che non apprezzano. Ho detto io che non avrebbero apprezzato un cazzo. Non capisce un cazzo sta gente. Dica ciao Mirko. Buondì, caffè. Caffè, sto perde coglioni. E il caffè del Singano se è diverso, non sei caffè. Come vedi a pizza. A pizza. Cioè. Sì, è buono, dai, dica, è buono, si fa bella figura di radio, cazzo, il mango fa un buon caffè, una roba è buona, farà anche a lui. Sì, è buono, che non brucia stomaco perché le leggero non le pressa. Cazzo. Ciao, non c'areo. Aspetta, perché dopo gli curiosi, cosa facciamo oggi? Allora, come sapevi, pensavo di aver fatto saltare l'impianto elettrico, in realtà è quest'H batterie che appena lo tocchi, tu che sa sto è Luci, a volte appena lo tocchi basta proprio un mezzo millimetro, parte tutto quanto, quindi noi adesso ho parlato con tutti quanti ieri per decidere lo cambiamo, visto che Dennis ce ne ha regalato uno, o lo togliamo. Abbiamo detto lo togliamo direttamente, anche perché non è che stacca le batterie, stacca una linea della corrente e l'inverter ha già il suo stacca inverter, hai capito? Quindi è inutile. Ok, pian piano che abbiamo fatto perché guarda che metta in mano un camper. Una lira, un colpo. Di robe veramente da cinesi, in tal senso, no, vedi, o da veneti perché te bestemmi, ma oltre a bestemmare, cioè se vuoi agire, bisogna essere un fiat cinesi, no? Quindi manine piccole, fare tutti gli intorcolamenti, perché gli spazi non ci sono, no? Come quella volta del water,
Cioè in un minuto lo cambi in una casa e in 4 ore in un camper? Anche 5. Anche 5? Vediamo che va a staccare. Chi cavi là, chi cavi là. Ecco, quindi adesso abbiamo tolto la scatola che conteneva lo staccabatterie difettoso, Sì, sono esatto. stati uniti i cavi con agglomerante e 3 quintali di nastro isolante. Quindi la ditta che, scusa, Scusa. quindi la ditta insomma che si può rabaltare a testa in giù il camper. Ah, sicuramente non succede. Qua non può fare corto, impossibile. Sto staccabatterie qua purtroppo si è cotto. Step 2 che magari non ti vedi giustamente per il discorso dei cinesate, no? Dei movimenti cinesi all'interno di un camper, e in questo serbatoio vedi quella cosa tecnologica che c'è sopra, è un galleggiante, ok? Che dà in digitale l'informazione alla centralina, gli dice a quanta acqua c'è. Il silicone che c'era in parte col tempo si vede che si è staccato, e quando facevi il pieno, cioè io facevo il pieno, cioè quando Yuri facevi il pieno, cioè capisci, sto parlando a me tipo come fossi un'altra persona, e usciva acqua e quindi ti allagavi un pochino il camper. Adesso così facendo basta, insomma, ecco. Brum. No, avevo un piacere di farlo, Guarda che si trova Giovanni in giro. Oh, Italia che tu fatti auguri a Giovanni, di auguri Giovanni! Un fe in ritardo, se Esatto. uno dice un fe in ritardo, so che lei è un cuo, siamo in dicembre, che Sì, esatto. 10, quanti? 9, 10? 9, 10, sì. Una roba del genere. Benvenuto, bottoncino da 8,50 €. Un'altra ricarica, che così, sennò. Ah, senti che daio! Ah, senti! Ah, Dio mio! Dio tuo! Oddio! Addio, sì, fa caldo qua dentro. Alla faccia di chi ci vuole male, addio. Perché se vari pacchetti, Quindi non devo mettermi qui da 460 € al giorno. Ah, queste cose tu i pacchetti full option te che arrivi, Questo sono l'albergo che hai letti a 3 piastre. Mirko l'ha detta, i posti che te che va una volta, no? Da noi significa che c'è una volta e poi non ci vai più, o per un Esatto. motivo o per l'altro, in questo caso un motivo di soldi. Com'è l'area camper de Barcis? Aspetta che se ne devo fare indagini nel Se ne mercato faccio sugli guardare. hotel. Allora, l'hotel non so cosa devo parlare, Solo hotel 95 euro a testa. 95 € a testa, ma che hotel? E dopo quei vari pacchetti e tutto si arrivi anche a quasi 200 euro a testa. Pacchetti nel senso i pacchi, cioè che ti Pacchetto tira per pacco. essere, dipende quale ti scegli. Massaggio da coppia, tutte che robe lì, ti arrivi anche a 200 euro a testa. Io anche il massaggio romantico, Sì? poi che te che dà l'aggiuntina e... No, quello non ti ho fa. Quello non ti ho fa, però quando il tipo ti fa il massaggio da coppia, quando che si è finito ti porta su in piscina, che ti metti dentro in piscina e chiude la piscina si dopo un'ora. Ho capito, ma te la porto tutti. Cazzo, tu. No, mentre il massaggio romantico, cioè come per dire, te porta il distributore, te dai l'acqua, te dai il detersivo e te lava la macchina. Ho capito, ma ho avuto mente a portare la macchina e uno che ti lava. Più o meno il concetto è quello, no? No, i gacci nessuno che te lava la macchina. Ho capito. Mi dispiace. Non so, senti il meteo che ho fatto. E dopo niente, dopo cassi tu perché non arriva. Ecco. Se puoi immaginare una trasmissione TV che dà il meteo in televisione, sto qua del meteo e ti dice dopo che si tu vedi. A me andrebbe benissimo fare la barnacca. Insomma, come io al fine settimana qua. Soleggiato! Aspetta, dai che approfittiamo Mirko dell'angolo culturale perché non tutti sa. I giorni della settimana in Veneto. Lunedì, martedì, Marti, mercoledì, mercoledì, giovedì, soba, ha le sue varianti, comunque va ben ok, venerdì, venere, sabato, sabato, e questo è uguale un po' dappertutto, e domenica. domenica. Amaro, caffè, dolcetto, tiramisù, eccetera, eccetera. E adesso si pagare le conseguenze. Esatto, stiri i cavi. No, un riposino che stia, sporca miseria. Cosino. Sì, dopo che così come siamo alle 7 stasera. È 8? Che ora è sera? A 8 manca 4. Sai che siamo a fare anche questo mestiere qua a tempo pieno? Le daghe fuoco ai cavi? No. Tu sei venuto fuori? Con tutto quello che abbiamo, sì è venuto fuori, con tutto quello che abbiamo bucato pulmin, abbiamo alleggerito adesso c'è un camper da gara. Sì, forte. Ehi Siri, mi piace la figa. Dici davvero? Sì,
È vero, aspetta perché scenderò a filmare. Ma non mi ricordo se abbiamo spiegato cosa stiamo facendo. Allora, praticamente cosa succede? Noi avevamo montato questo secondo alimentatore, l'hai visto nelle puntate vecchie, no? Il quale è collegato solo e esclusivamente al generatore, quindi è una linea a sé collegata solo al generatore, in quanto sto bestione qua carica 70 Ah anziché i 16 massimi che ti dà una colonnina da 220. In questo modo non facciamo saltare le colonnine e sfruttiamo al meglio il generatore. Però nonostante il generatore sia 2,5 kW, con questo attivato non va più il microonde, o meglio il microonde funziona, ma ti intiepidisce la roba invece di scaldarla come Dio comanda, hai capito? E quindi abbiamo detto, ma siccome spesso, soprattutto magari anche in estate, non ci serve a nulla caricare la batteria, questo lo teniamo sempre disattivato tramite un pulsantino che gli stiamo attaccando, il famoso pulsantino da 8,50 € e costa 3,50 € il cappuccio di plastica, così te, no? Cande porco, 7 carte a mie e poi un cappuccio di plastica. E anche no, Dio. E insomma, niente, quando partirà il generatore questo sarà sempre disattivato, se c'è bisogno di caricare le batterie, tocco la levetta e questo parte e inizia a caricare le batterie a 70 Ah. Oppure te carichi ti a 70 Ah. Esatto, se mi sento un fiascarico, un fiasò, invece spenda schede, Supradin, eccetera, eccetera, con tutti i misteri. Ah, e ora? Test reale, qua a sinistra. Aspettiamo un attimo che parte il generatore, dopo che do gas con questo, attento, lui gira, attento, adesso tempi, ozzo. Tac, che do gas, stia potenza, Ecco. Ok, Uno si partito. vediamo, sto caricando, anzi non sto caricando, sto consumando, pensa che il generatore mi consuma 4 ampere circa, 3 ampere e mezzo, 4 quando non carica, ok? Ah, ecco perché Mirko era che ha discrepanza di ampere, tu capito? Ovviamente il microonde va, perché questo no. Vedere se funziona. Ma si è ovvio che funziona, mi tocca scaldare qualcosa? Ci aggiorniamo dopo. Ok, il contenitore apposito per il microonde, mettiamo qua il microonde, 800 watt, scusa per le riprese, ok ci siamo, direi che 3 minuti, 3 minuti e l'acqua dovrebbe essere bella bollente, 800 watt. 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Buon proveito. Sì dai, fa fumo, quindi insomma direi che funziona alla grande. Vado? Vai. Ho paura. Non sta a toccarlo da solo. Dio caro, ti mi così schisso ti? Sì, però eccola, questo. Per cui mi dovuto adesso tocca a spingere. Vedete. 61, 59, 62. 62. Probabilmente che è batteria anche bella carica perché vedo 65. No, ma no, quello fa sui 65, non le mai arriva a 70, 65. 65, 9, 66. Ah, sai perché? Perché probabilmente che c'è il discorso anche che dite che è dispersione, perché quando ti giri col generatore il frigo va in 12 o in 220? No, è a gas, l'ho forzato a gas. Ah, ok. Purtroppo, ragazzo, qua si sapeva già che le pareti Pullman erano molto spesse, dall'elettrauto là non c'è, no l'elettrauto, quel che vende roba elettronica insomma dai, l'elettrante, dall'elettrante non c'erano dei pulsanti diciamo più lunghi e quindi niente, dobbiamo attaccarlo momentaneamente col Bostik alla parete e poi viene fuori dall'altra parte il pirulino, perché la sua ghiera che andrebbe avvitata ovviamente non può essere messa, in quanto il pulsante sta addirittura dentro, cioè non è che magari va fuori mezzo millimetro, no, sta dentro addirittura. Continuando con gli aggiornamenti, abbiamo messo il pulsantino per il parallelatore dall'altra parte del mobile, che così è facilmente accessibile, senza tirare sulla panca, eccetera. Purtroppo però, prima di iniziare a fare i lavori, ci eravamo accorti che il parallelatore, come che è morto. Esatto, come quello di Mirko, purtroppo sembra che i parallellatori della CBE non siano molto affidabili. Vabbè, ne ricomprerò un altro, in ogni caso guarda, i cavi erano già quelli suoi, il nero, rosso e blu, c'è scritto anche dove vanno attaccati, comunque quando devi sostituire una roba è una cazzata perché vedi dove andavano e basta, solo ordino. Altro step, rimettiamo i
i buchi con le ventose li spostiamo, gli oscuranti di merda che ho preso, che boh, adesso iniziano a deformarsi fuori maniera, non torna più nulla, ok? Quindi rismontiamo, rifacciamo tutto. Sopra là, incredibilmente, cioè senza aver tirato né niente, si è anche già strappata, vedi, il velcro. C'è proprio veramente una porcheria che non so dove andare a farmeli fare, e che questi non hanno neanche un anno, sono da buttare via, e gli ho dato 350 euro, è quello che mi secca tantissimo, porca miseria. Infatti aver buttato via 350 euro. Cioè 350 euro, queste cuciture di merda, tutti che si aprono, si spaccano, guarda, si bucano dappertutto, perché dai, quello di Bruno è preso 1000 volte peggio, porca miseria, cioè veramente ragazzi, non ho parole. Ma poi va dita, perché per oscuranti da 350 euro che va a il porta oscurante da 350 euro. Però ultima roba, vedi tu Mirko e vedo i ragazzi, questa è la lampadina, dobbiamo montare dietro al posto della vecchia artigianale, no, del Pullman, ma attento, scusa di presa. Allora questa qua gli ho dato 55 euro e va bene come prezzo, nel senso che è un prezzo allineato di mercato in un otto rivenditori di accessori per camper di Jesolo, no? E era in allestimento, vedi, è tutta piena di strisciate, è stata usata non so quante volte per farla vedere ai clienti, e il pulsantino, lo vedi, il pulsantino al centro è storto, vedi la parte sinistra, cioè in manco minimo di 10 euro di sconto, cioè proponilo. E invece no, purtroppo da noi se usa i clienti. Sì, non voglio lo sconto, non mi interessa sconto, non mi interessa niente, vivo bene stesso, però proprio il gesto, hai capito? Cioè te che da un cliente una roba usata, eccetera eccetera, già il cliente ti fa un piacere che ti porta via una roba in esposizione, no? Cioè già ti fa il piacere e manco fai un fiat di sconto, fai a pagare. Vabbè, lascia stare. Ciao Italia. Io buono. Mai detto, ti regali, fa cosa mi fa? Se mi metto in quello, fa quel che te voglio, non capisco. Cioè, invece a pressare a lampada del Singano, guarda che bella, guarda. Sì, è residuato bellico, guarda. Addio, un'altra guerra è lì. Un'altra guerra? Diciamo una. È un modo di dire nostro, no? Perché quando uno fa il sofistico, no? Gli dice non gli piace una roba da mangiare, non gli piace quell'altra, gli anziani dicono sempre un'altra guerra che vuol dire, ossia ci vorrebbe un'altra guerra, che così capisci cos'è la fame e non fai i capricci per quello che c'è da mangiare, hai capito? Anzi ne sei grato. Questo significa, non so se le anche qua a Padova e parti di Mirko sta roba qua, ma noi altri si dice così, insomma. I vecchi sì. No, su guardare con tutti i busi che qua, quante lampade hai montato, Pulmino? Una stampa. Giusto o tre. Non era convinto, Di buono. Se non si smetterei di date. E vide dentro? A parte i video dentro. Il sistema istruzioni per iniziare a usare la dima in dotazione per effettuare i 3 fori di fissaggio, connettere i cavi all'alimentazione. Quindi la dima in dotazione per effettuare i 3 fori di fissaggio, e qua non è niente, e quindi no, qua no, non è niente. Boh, e allora anche senza le cose in dotazione, nonostante siano state pagate, perché l'ho pagata a prezzo pieno, 55 euro, possiamo continuare l'installazione. No, grande Mirko. Una roba che non sa capire, cioè mi non capisco, è l'utilità. Guarda, un clic. È luce notturna. Vabbè, ma notturna, che cazzo? No, da notte ti vedi se lo sto letto passato. Beh, roba, cioè non è che ho 20 metri del corridoio del camper. Vabbè, a terza, tac, ecco, mi sembra molto luminosa, no? No? Poi un po' viene nascosto, viene bloccato qua magari dall'angolo del frigo, no? Che non manda luce verso di qua, però secondo me, guarda, poi qua abbiamo anche l'altra ancora. Secondo me adesso c'è una buona luce, vedi qua c'è l'altra. Anche perché luce, non se luce calda, se luce neutra questa. È vero, vabbè. Bella, molto bella. Magari un giorno mettela anche qua, no? Non so che stanno, forse. Come no? Come dimensioni? Una fermassa grande? Sì. Di tu? Secondo me sì. Vabbè, vediamo. Però la prossima volta fate dare questo, insomma, raccomando. Perché questa è su botta del culo. Quei pezzi sui. Botta del culo questa è su. Grande Mirko, sempre grande Mirko, e ormai ti HPA, no? Che se devi fare qualsiasi tipo di lavoretti, da Mirko e ti fa, tranne infiltrazione che ogni volta ti ricorda sempre. Ragazzi, sì, sono passato a Catare Alessia, cioè cosa faccio? Lascio la toppa da sola, pure età, il mio toppane, però non volevo fare video. Però guarda, dove abitiamo oggi non si vede, ti ricordi che ti dicevo quella volta le poste, la cooperativa di Po Fabbro, ok? Perché l'Ale voleva rivedere Po Fabbro, sì, c'è un po' di neve fuori casa. E basta, abbiamo il carico di acqua che abbiamo fatto in area camper e stiamo qua tranquilli.
È un paradiso, si sente il rumore del ruscello, senti? Se ce la faremo andremo a visitare anche Frisanco, siccome non piove portiamo via anche il CP. Bestia ragazzi, sino al cuore dell'Alessia, la luce, veramente io non so se si riesce a capire. No. Prosecco, sì, si capisce. No, a parte il prosecco, ma veramente è un altro camper, vedo molto più, non lo so, strano. Forse sì, può essere non proprio piacevolissimo il cambio di tonalità, cioè quella di un tipo neutra e questa calda, però pian piano andremo a buttare via altri soldi e la metteremo anche lì quella nuova, dai. Tutta la vita dentro a questo mare che risale e sale. Non mi accorgevo lungo il troppo navigare che la vita